Come previsto rimangono le restrizioni, preoccupa l'incremento dei contagi e la terza ondata del virus. Il nuovo DPCM, il primo del governo Draghi, mantiene le chiusure per le aree rosse ed arancioni, i divieti nelle zone gialle e non accoglie le richieste di gestori di bar e ristoranti di poter aprire anche in orario serale. La motivata istanza della FIPE e di altre federazioni chiedeva appunto che almeno in area gialla i ristoranti potessero rimanere aperti fino alle ore 22, questo per spalmare i clienti in più ore durante l'arco della giornata e in più giorni della settimana. Delusi non solo i gestori di bar e pasticcerie, ma anche i ristoratori come quelli dei Colli Euganei, costretti a ridurre non solo gli orari ma anche i coperti. È difficile anche ovviamente. Come tutti abbiamo dovuto ridurre quelli che sono i posti dentro il nostro locale e quindi la percentuale di affluenza ovviamente è minore. Le associazioni di categoria puntano il dito su uno dei pochi aspetti che è cambiato nel DPCM, ovvero l'asporto di bevande anche alcolici, che dal 6 marzo sarà consentito fino alle 22 se acquistato in enoteche o negozi al dettaglio, mentre i bar e pasticcerie devono chiudere tassativamente alle 18. Per noi è una disparità di trattamento perché sulla stessa piazza, sulla stessa strada avremo un bar che alle 18 sarà costretto a chiudere e magari un'attività commerciale, un piccolo supermercato, un negozio di bevande potrà continuare a tempo indeterminato a vendere le bottiglie. Cosa faranno i clienti? Usciranno dal bar, entreranno in queste attività commerciali, si prenderanno la birra, il vino senza nessun genere di controllo, usciranno da queste attività, si apriranno le bottiglie e cominceranno a berle nelle piazze, nelle strade, nei portici.